bene ragazzi, eccoci nel secondo episodio di Alexander e suo nonno. Sì. E ora andiamo a prendere il nonno a casa. Ciao nonno. Ma levati le coglioni. Alexander, ci parli tu? Brutto maledetto che tu stai a casa sempre tutto il giorno a giocare alle carte, no? Ma sparati invece di stare qui. Allora, amico mio. Credo che lo abbia fatto, si è suicidato. Mi sa che l'amico dell'elementare è arrivato. Amico dell'elementare, ti invoco! Usa gelo raggio! Dov'è? Non lo so. No! Amico dell'elementare! È arrivato con la K. No. Mi dispiace, tu non Voglio fare la storia. vuoi fare la storia? Ok. Forse mio nonno. Eccoci ragazzi, e giocherà Alexander, vieni tutta la magna. Fai vedere il video. Ah sì. Non provare a toccare il tasto per skippare, no veramente. Cioè qual è? Non preme, non c'è niente. Ale, veramente devono vedere sto santo video. Riportami alla schmana. Take. Ah, è vero. Traduzioni, volevo tradurre. Vai, giocate. Io vado un secondo a prendere Alza un attimo il volume. Sì, no, se lo alzo. Il mio primo video. Te lo fai da solo per ora. Guarda un secondo, ma niente. Che fa? Cosa vuoi, io? No, grazie. Ok. Ehi, passaporto. Ok ragazzi, adesso sto zitto quanto parla, almeno sentite bene tutta la storia. Ecco me. Beh ragazzi, lui vi illustrerà tutto, Lui vi illustrerà No, tutto. fagli sentire, no? Sì. C'è una scimmietta. Scimmia cattiva. Oh, aiuto. Chiariate. Che succede? Hanno trovato qualcosa. Indovina che succede? Oddio. Scusate. È lui che sta a giocare? Oh, guarda come. L'ho trovato il guardo. Arriva Mara! Scusa, Tom. La civetta, grazie. Cercata sotto culo. È arrivato Pagani. Prego. Eccolo il strom. Ciao, coso. Gino? Davvero? Gino e Pagamin? Perché? Certo. Sono sicuro di aver detto Sì, l'hai detto. fermate Alza. il bus. Sì, fermate il bus. Non sparate al bus. Ci tengo molto alle scelte lessicali. Fermate. Sparate. Fermate. Sparate. A te sembrano parole uguali? Abbiamo perso il controllo. No, che cosa hai detto, scusa? Abbiamo sbagliato. Perso il controllo. Qua con una penna. Odio quando Sì. si perde il controllo. Ma che cazzo? Vedi?
ragazzo importante. Ma guarda il lato positivo. Qualcosa di buono è fatto. Alzati per poco. Riconoscerei ovunque quegli occhi. Ah, il tuo spargere sangue. Mi dispiace tanto, non doveva succedere, tutto. Beh, tutto questo. C'è una festa che vi aspetta. Mi sono perso il tuo nome. È buono, paga. È un tuo amico. Un tipo silenzioso, mi piace. Ah, peccato. Una situazione brutta, imbarazzante. Sembrava una passeggiata. Dai da mangiare le scimmie, quelle si tirano la merda addosso. Ma lo tieni un attimo. Un secondo solo, vedo. Scattare. Ah, si fa un selfie. Vuoi aprire a selfie? Vai. Addirittura c'è qualcosa da faccia. Carini. Ah, ecco la faccia del Non ti nostro preoccupare, ragazzo. Presto sarà acqua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni perché tu e tutta la musica. ci la spasseremo la grande! Allah! Che figata! Epic! Fai i miei complimenti a Ashley quando torni a casa. Ma ti dirò, Paul, il tuo piccolo angolo di tirate è a dir poco bellissimo. Mi aspettavo più catene e lamenti, ma conoscendoti da qualche parte ci sarà un luogo buio dove i segreti scorrono come il sangue. Quel sorrisino ti tradisce ancora, De Blair. Forza, gli togli quel sacco dalla testa. Smagna! Centro tavola con le scimmie! Bello! Facciamo le presentazioni. Galla, l'ospite d'onore, Paul, il padrone di casa, l'amico di Ajay, che non riconosco proprio, e poi ci sono io, Paganmin. Zio! Tu non ti ricordi proprio di me? Tua madre non ti ha detto mai niente di me, niente di niente? No, mai. Rimettiamo subito. Paul, voglio i soldi. Quanti te ne servono? Tutti. Grazie. Bene. Ok. Vedi questa? Col sorriso. Sei tu. Sono io. Non ti riconosco più ormai. Tua madre. Tua madre, sì. Lei mi conosceva come nessun altro al mondo, sai. No, che schifo, si mangia Smagna i cadaveri! Quanti ricordi. L'ultima volta che ho visto Ishvari era più di 10 anni fa. Mi disse che mi amava. Le donne lo fanno, ti dicono che ti amano e te lo dicono per davvero, ma gli uomini... noi amiamo solo col senno di poi, quando si è accumulata troppa distanza. Dunque, quando ti ha preso in spalla ed è scappata negli Stati Uniti, io mi sono sentito responsabile. Poi ho capito che non avevo colpa, no. Era colpa del sentiero. Quei cazzo di terroristi rovinano tutto. Ah, i terroristi? E insomma, non ti hanno mai detto che non si usa il telefono a tavola. Fammi vedere, dammi quel telefono. Ora non li controlliamo più i telefoni. Sono qui con Ajay Galla. Questa è bella. Aiuto. What's up? Così. Non si chiede aiuto via messaggio. Ci lavoriamo insieme. E ti insegniamo come si urla per chiedere aiuto. No! Chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Aiuto. No, patetico. Chiedi aiuto. Avanti più forte. Aiuto. Aiuto. Usa il piano. Aiuto. Aiuto! Olmo, capito? Nulla. I tuoi amici non verranno da te.
quello che sa. I terroristi erano. Dunque, ti prego, resta qui, goditi il guanton. Non ti muovere, io torno subito. Yuma, dobbiamo parlare. Muoviti, devi muoverlo. Sì, ma sai che se resti qui dopo continua? Sì, lo so, infatti c'è varie scelte, ma cosa succede se resti qua? E finisce il gioco subito. Finisce subito il gioco. Serio? Sì, Ma veramente finisce? sì. Ma in che senso? Non ho capito. Non ho capito. Che cazzo è? Cazzo! Qu'è? Tipo lo sto. Oh, cazzo che posso fare molto di peggio della... Ma è nudo? Ah no? A te faccio un passo indietro, voglio accertarmi che tu sappia... Controlla, c'è tipo... Cazzo è? Oh, calma! Ah, calma. Io È sono cosa? Come cazzo si chiama? Sballo. Sentiamo. Siamo amici. Conoscevo tuo padre. Siamo qui per salvarti, figlio di Mohan. Cosa è successo da parte? Poi ragazzi, nella serie noi sceglieremo se stare con Saballo oppure con la sorella. Saballo ho detto. Resta vicino. Ragazzi, va bene, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!